Ecco un camera car lungo le strade di Castrofilippo, in provincia di Agrigento, tra il centro cittadino e la periferia. Nel paese Giacovo delle latitanze eccellenti di Giuseppe Vetro di Favara, Maurizio Di Gatti di Racalmuto e Giuseppe Falsone di Campobello di Licata, in prossimità del comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Dopo l'arresto del sindaco Ippolito, ha navigato anche un bandito solitario. Come un brigante al tempo del brigantaggio in Sicilia, ha meditato l'assalto ad una casa, ha girovagato alla ricerca della preda più facile da azzannare e si è accorto di una imprudenza. Infatti, un bracciante agricolo di 36 anni, forse perché è afflitto dal caldo, non ha chiuso una finestra. E così il malandrino l'ha cavalcata senza difficoltà e ha invaso l'abitazione. Però è stato sfortunato perché il contadino non è stato assente, anzi si è rivelato più che presente. Infatti, dopo essere stato colto di soprassalto dalla irruzione del malvivente, ha tentato di agganciarlo, placcandolo per difendere la sua proprietà. Però è stato sfortunato anche lui, sì, perché il ladro rapinatore è stato armato e non ha esitato a sparare per raffreddare il bracciante, spaventarlo e fuggire. Un solo colpo di pistola. Il 36enne di Castrofilippo è stato ferito ad una mano. Il brigante è scappato indisturbato. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme. Il ferito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Nulla di estremamente grave. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito e dentro la casa assaltata è stato scoperto e sequestrato il bossolo calibro 22 e caccia all'avventuriero assalitore.